Palacosmos della scorsa giornata non consente di certo alla marca di Regondi di dormire sonni tranquilli. Oggi serve essere più svegli che mai per strappare punti ai biancorossi. Udino Baggio per Roplos, buonasera dal Palamazzalovo per marca Arzignano. Corner Arzignano, Matteus, palla al centro, Fraccaro, Bottega, cerca di uscire la marca ma gli apre la porta via al limite dell'area. C'è il destro di Castrati, Bresolin, Garbuio non stoppa questa palla, poi riesce comunque di testa a servire Marchiori, palla dalla parte opposta, Bottega, rasoiata, fil di Marzotto, conduce palla al piede, nessuno fa pressione sul 12 dell'Arzignano che poi apre a destra da Matteus, palla al centro, il tapin di Iabre che deve solo appoggiare in porta, la costruzione dell'Arzignano che parte dai piedi del numero 12 Marzotto, ripartire la squadra biancorossa con Matteus, evita l'intervento dell'avversario, quindi Zuccon di nuovo da Matteus, il tocco arretrato per il tiro di Zuccon, Gudedi, Ismail El-Raji, Zandonà, la rivuole Gudedi, Zandonà va dalla parte opposta dove c'è Umana, ancora Zandonà che incrocia Marzotto, Matteus palla in mano, resta alto Ismail El-Raji, Matteus sulla destra per Castrati, un missile sotto la traversa, non ci arriva in tempo Bresolin e Castrati lo punisce così, 2-0 Arzignano al Palamazzalovo, un gol da card da incorniciare, da rivedere attraverso le mix card di Roplos. Zandonà si gira a puntare la porta, lo aspetta però il capitano della squadra ospite, ancora l'1-2, Zandonà, Marzotto super, palla in mano al numero 12 in maglia gialla della squadra ospite, va lunghissimo a cercare Castrati che si coordina benissimo, gli apre Castrati al centro, libero di andare a puntare l'area avversaria, quindi Castrati, una finta, vicino a lui c'è Gasparella, Castrati, il tocco di tacco per Gasparella che ha spazio per andare, si insacca, il gol del 3-0, porta la firma del numero 77 Edoardo Gasparella. Resta alta la formazione di casa, palla su cui ci può arrivare Tumiatti, lotta con il fisico, ancora Tumiatti, protegge su Bottega, Tumiatti fa tutto, il numero 5 Leonardo Tumiatti, è poker Arzignano al Palamazzalovo, c'è anche Tedesco sulla sinistra per un'eventuale soluzione, fischia il direttore di gara, parte Bottega, Garbuio, l'1-2 con l'8, Bottega verso la porta, 1-4, la marca accorcia le distanze ma soprattutto dà un segnale di vita, 16° gol stagionale. Marzotto lungo a cercare Mucca, c'è spazio, Mucca spara alla porta, poi si gira con una finta, spazio verso la porta, Bresolin la tiene sulla linea, secondo l'arbitro non è gol, infatti la marca continua, Marchiori di testa di fronte a Marzotto che poi in uscita anticipa l'intervento, quindi ora Zuccon, siamo già in avanti per l'Arzignano, Zuccon il tunnel, Zuccon, l'Arzignano non affonda al primo tentativo di Riva, lo fa al secondo con Zuccon, gran giocata solitaria del numero 10, in mano a Marzotto che fa correre in avanti Zuccon, sulla sinistra c'è Castrati, servito il 15 Castrati, esce Bresolin, copre lo specchio, Marchiori offre ancora una soluzione da fuori Bottega, proprio Bottega però vuole l'1-2 con Garbuio che sceglie di andare da solo e lo fa nel migliore dei modi, si libera delle pressioni di Iabre, il numero 17 Garbuio trova il gol che vale 2-5, resta davanti Bottega, Zuccon poi cucchiaio morbido a cercare Matteus che lascia rimbalzare questo pallone alto, Matteus, Zuccon in verticale da Riva che protegge, Riva poi conosce a memoria il movimento di Zuccon a porta sguarnita al palo, Umana va lungo da Gudedi, esce Matteus, Gudedi al centro, Zandonà non la tocca, ottiene comunque il pallone, la deviazione sulla traversa, Zandonà e Ismail El-Raji a cercare di difendere la porta, Iabre con il destro che si insacca così a fil di palo sul secondo palo, la rasoiata di potenza del capitano Hamza Iabre, Marzotto lungo a cercare Castrati, interviene Fraccaro e allontana il pericolo, quindi ora El-Raji che addomestica bene questo pallone, El-Raji buca Marzotto, ha spazio e tempo per cercare il secondo palo e lo fa nel migliore dei modi il numero 9, Zuccon, Mucca, Fraccaro fa pressione ma Mucca scivola via, poi sterza su Fraccaro, quindi appoggia ancora Zuccon da fuori, Zuccon una finta, Bresolin non trattiene, palla che si stampa sul palo, Matteus, Zuccon, Tumiatti libero di girarsi e andare a destra da Castrati, superiorità per l'Arzignano, ancora Tumiatti al limite, sulla sinistra Zuccon, il tocco morbido di Zuccon che passa sotto le gambe di Bresolin, esulta così di fronte al proprio pubblico per il suo gol, Marchiori, c'è fuori Bottega, servito al numero 8 verso la porta, un missile di Bottega, la lunga a cercare Mucca, il controllo non è dei migliori, quindi c'è Garbuio in possesso, resta di fronte a lui Matteus, Garbuio, la visione di Garbuio, splendida la palla per l'inserimento di Zandonà che con il piattone destro appoggia in porta, 33 secondi al termine, El-Raji
Iabre addosso a Garbuio, quindi Zandonà sulla sinistra, Bottega di nuovo da Garbuio, il salvataggio di Biasi. Ismail El Ragi tiene in campo questo pallone, 3 secondi al termine, Matteus e Zuccon di fronte a lui, El Ragi, Garbuio non trattiene e quindi finisce così. Suona la sirena dal Palamazzalovo di Montebelluna. Il risultato finale dice 4-7 per gli ospiti, altri 3 punti importanti per la squadra di mister Sebastiano Luciano, che così tiene il fiato sul collo al Montello, primo in classifica, marca ancora in zona play-out.